Beh, quando si arriva poi a Boccasette bisogna andare da Scanopalo, siamo qua con Gian Pietro Bellan, tra l'altro sei stato il primo bagno qua a Boccasette. Sì, sì, sì. Qui a spiaggia di Boccasette, diciamo così, io come già ho ripetuto ben altre volte, sono il primo che è arrivato a mettere piede su questa spiaggia ancora più di 50 anni fa e siamo ancora qui a combattere, tra virgolette naturalmente, ad accontentare i turisti e stiamo vedendo in questi ultimi anni che questa zona viene sempre più valorizzata sia dalla parte, diciamo così, amministrativa del nostro comune e valorizzata proprio anche perché essendo una zona turistica, essendo una zona anche e soprattutto naturale, tanta gente appunto è attratta da questa naturalezza del nostro territorio. Ecco, uno dei problemi, mi dicevi gli altri anni e anche quest'anno, è la spiaggia che purtroppo è in progress, basta una mareggiata. Quest'anno come va? Ma, insomma dai, non abbiamo, cioè, diciamo Resiste, così, resiste proprio anche perché c'è questa situazione che ben tu sai di siccità, ecco, che naturalmente non crea grosse maree sull'Adriatico, diciamo così, e di conseguenza diciamo non abbiamo avuto grosse erosioni, questo sì. E perciò insomma dai, ci stiamo difendendo, via. Ecco, noi eravamo la settimana scorsa a Rosolina Mare, ci dicevano quest'anno fortunatamente la stagione è partita molto presto, però anche da voi ho visto che nonostante di solito voi partite verso fine giugno, però quest'anno addirittura a fine maggio avevate già clienti. No, ti dirò anche di più, noi siamo partiti praticamente lì a Pasqua, perché visto che Pasqua come ogni anno c'è una Pasqua alta e una Pasqua bassa e noi approfittiamo, visto che quest'anno c'è stata questa Pasqua alta, ne abbiamo approfittato proprio per fare una prima apertura e per vedere un attimo e ti dirò che insomma dai, non male. Ecco, tra le altre cose ci dicevi, c'è un grosso turismo anche di ciclisti che vengono, cicloturismo eccetera, però dall'altra parte c'è da dire che le strade arginali non si prestano più completamente al cicloturismo. Io per esempio vengo adesso da Porto Levante, per arrivare sul ponte di barche qua a Boccasette è un po' un disastro, non c'è sicurezza, le macchine passano, le biciclette anche ed è facile fare qualche guaio. C'è qualche novità da questo punto di vista? No, non però ecco, questo sarebbe un punto eventualmente da valorizzare, cioè abbiamo detto che abbiamo un bel territorio naturalistico, una bella spiaggia, però mancano un pochino, diremo così, circuiti proprio per le bici in genere, anche proprio le famose arginature per poter eventualmente anche visitare meglio, proprio il meglio del territorio, perché va bene la strada asfaltata così, però ci sono anche alcuni tipi di argini, diciamo così, che ti portano a vedere proprio il clou del territorio, ecco questo lo volevo dire. Noi lo sottolineiamo, io tra l'altro sai che sono amante di questo posto, abitando poi a Taglio di Po, che è un paese molto vicino. Abbiamo la straordinarietà di questo territorio, lo stanno scoprendo in tanti e ho visto l'altro giorno, la settimana scorsa scusa, un programma su Mediaset che descriveva molto bene il nostro territorio e questo ci fa piacere. Secondo te cos'è che manca per fare quel salto per diventare la Camargo oppure per diventare un must come può essere, non so, la Puglia o altri posti del genere? Cosa ci manca? Diciamo che il territorio, come abbiamo ben detto, è naturale, è ok, però sì, manca un po' anche le infrastrutture se vuoi, cioè essere un po' più ricettivi, bisognerebbe proprio, forse anche da imparare dalla Camargo se vuoi, a volte sì, cioè andare a cogliere magari il meglio degli altri per portarlo nel delta affinché la gente venga più volentieri anche sul nostro territorio e la recettività a mio avviso manca un pochino, questo sì. Meditiamo, gente, meditiamo. Posso fare mia una frase che ho sentito in un convegno? Allora, per fare un parco acquatico importante basta qualche milione di euro. Per fare una pineta ci vogliono 50 anni.
Meditiamo, gente, meditiamo. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. Grazie.